Sono oltre 1 migliaio le persone che nel pomeriggio di venerdì 6 settembre hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale esponente di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Consiglio Comunale di Gallarate, che si è spenta nella mattina di martedì 3 settembre all'età di 64 anni a causa di un brutto male. A scortare l'arrivo del ferto di Beppe c'erano i colleghi tassisti con le confondibili auto bianche. Sul sagrato della chiesa, ad attenderlo, c'erano i parenti, gli amici, gli esponenti delle forze dell'ordine e della politica, non solo locale ma anche nazionale, con il presidente del Senato Ignazio La Russa accolto dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Presente soprattutto quella gente comune per cui lui ha sempre fatto tanto, sottolinea il fratello Vittorio. Quella gente che ricorda sì il politico, ma anche forse o soprattutto la persona e quel suo essere unico e scanzonato, dal suo gran cuore che non è mai venuto meno e che gli hanno fatto conquistare l'affetto ed il rispetto di molti. Mancherai a tutti, è il coro unanime. Hai sempre concepito la politica e la vita come un servizio, ricorda l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. Mancherà il tuo vocione nei corridoi di Palazzo Borghi e soprattutto in consiglio, interviene il sindaco Andrea Cassani. E poi i figli, Paolo e Giulia, che hanno voluto ricordare quell'aspetto più intimo e personale che in pochi hanno conosciuto veramente, ma che Beppe, come tutti ormai lo chiamavano, celava nel suo cuore come una parte importante e imprescindibile del suo essere.